Bici della bicicletta, che ha prodotto un identikit del ciclista abituale e ha anche identificato i punti critici della circolazione in città. 40 anni, donna, lavoratrice dipendente, usa la bici per andare al lavoro perché arriva prima e non ha problemi di parcheggio. È l'identikit del ciclista urbano, emerso da un'indagine condotta dagli amici della bicicletta, che il 22 settembre hanno distribuito ben 5.000 questionari tra le 7:30 e le 10 del mattino. Il 71% usa la bici tutti i giorni, il 16% molto spesso. I ciclisti abituali dunque a Verona sono l'87%. Pochi i giovani, per andare a scuola la usa solo il 9%. La maggior parte ha tra i 41 e i 50 anni. Un popolo comunque che si dice inascoltato, come il popolo dei pedoni, che con gli amanti delle due ruote chiedono un piano complessivo a loro favore, lamentano problemi di furti delle due ruote, lamentano criticità, molte dal punto di vista stradale, che gli amici della bicicletta hanno raggruppato in 304 punti neri a Verona. Corso Porta Nuova, con la cancellazione dell'attraversamento ciclopedonale nei pressi dell'orologio della Bra, via Mameli, con la necessità di trovare una soluzione per far passare le bici in entrambe le direzioni da via Cesiolo, Porta Vescovo, via Carducci, Corso Milano, Ponte Nuovo. Andare in bicicletta è rischioso probabilmente per lo stato per la poca attenzione riservata ai ciclisti. Tutto è in funzione dell'automobile, mentre ci sono parecchie condizioni, specialmente nel centro urbano, che potrebbero migliorare la vita e conseguentemente lo stato dell'aria. Questioni serie per un popolo, quello degli amanti delle due ruote, che a Verona chiede di avere più voci in capitolo, chiede di essere ascoltato e tenuto in considerazione. La provincia di Torino ha scelto Verona come unica tappa veneta